Buongiorno, io sono Giovanni Grigolin, un ex allievo dell'Istituto Barbarigo e ora studente di medicina all'Università di Padova e soccorritore volontario per Croce Verde di Padova. Sono qui per portarvi la mia pur piccola esperienza al fronte di Covid-19 eh, che ha inevitabilmente influenzato anche la mia associazione, come ha influenzato Croce Rossa, il Comitato di Padova e tutti gli altri comitati della zona e la nostra centrale operativa che ci coordina, quella del 118 SUEM di Padova. In un punto di vista di disposizione di mezzi, in una fase iniziale abbiamo disposto tutta una serie di ambulanze aggiuntive, fra cui a giorni alterni con Croce Rossa un'ambulanza specifica per i trasporti Covid gestita dai nostri dipendenti, eh, che ora è rimasta in mano a Croce Rossa, mentre noi continuiamo sia con le nostre macchine sul territorio per il servizio 118, sia anche per quanto riguarda il taxi sanitario, dunque trasporti non urgenti di pazienti che per qualsiasi motivo debbano avere un servizio di trasporto, come si suol dire, protetto, dunque in ambulanza. I nostri operatori si sono visti calati in una realtà molto difficile, molto particolare, eh, fra cui anch'io, a partire dalla vestizione dei dispositivi di protezione individuale con una frequenza totalmente inusitata per noi, eh, per ovvi motivi, e per poi passare anche a un approccio completamente diverso al servizio, sia per il Monte Ore, perché bisogna considerare che molti nostri soccorritori sono in fascia di età ehm, a rischio, dunque noi giovani abbiamo dovuto fare un passo in avanti e aumentare la nostra turnistica. Io ad esempio, e non sono uno di quelli che fa più turni, ehm, faccio almeno un turno a settimana più la mia notte mensile con la squadra del 4, dunque ogni quarto giorno del mese, e cerco di infilare ogni 2 settimane una seconda notte perché abbiamo chiaramente una necessità di servizio non indifferente rispetto a quello che poteva essere prima. Ehm, E poi anche molto semplicemente, parlo per me, ma credo di parlare anche per tutti i miei colleghi, Croce Verde, Rossa e SUEM indifferentemente, ehm, si è rimodellato il rapporto anche con il paziente, fra colleghi. Dentro la sede indossiamo tutti la mascherina chirurgica per ovvi motivi di autoprotezione e di protezione anche delle persone che ci circondano soprattutto. E, e quando facciamo servizi di sospetti Covid c'è sempre un pochino, al di là della paura che è ineliminabile per noi come per i nostri pazienti, c'è sempre un po' di rigidità, diciamo. Non è più quel servizio completamente umano e sciolto che si faceva prima perché siamo divisi da una maschera, da una visiera e da una tuta bianca che ci fa sembrare degli astronauti. Ehm, Quelle scene che si vedono nei telegiornali, noi le viviamo in prima persona e sono assolutamente aliene a quella che era la nostra realtà di servizio, come volontari soccorritori, dunque non come sanitari in senso stretto, come sono invece i nostri infermieri e i medici infermieri di 118. Ehm, Noi portavamo la parte più umana del soccorso, che ora è difficile da portare, da far trasparire da dietro una visiera. Ehm, Chiaramente al di là del numero, al di là della criticità della situazione, viviamo tutti con difficoltà, ma comunque anche con molta buona volontà tutto questo contesto in cui ci troviamo. Cerchiamo di donare il più tempo possibile all'ente, alle persone che necessitano dei nostri servizi e andiamo avanti. Anche se non nego che, soprattutto immagino per un giovane come me, che a 19 anni trovarsi in un contesto del genere non sia facile, ma sempre come me molti ragazzi sono studenti di professioni sanitarie, di medicina o di comunque qualcosa di relativo all'ambito sanitario, dunque abbiamo sentito una doppia chiamata, sia quella dello spirito volontario di Croce Verde, dunque quella appunto del soccorritore volontario che vuole donare il suo tempo per la comunità, sia anche una responsabilità di quello che sarà in un futuro la nostra categoria, quella appunto dei sanitari.
Dunque, per adempiere al nostro dovere o a quello che sarà in futuro il nostro dovere, molti di noi, soprattutto giovani, hanno fatto davvero un passo in avanti eh, sulla turnistica e anche per quanto riguarda proprio l'operatività in senso stretto. È da fare una piccola considerazione su quello che è il nostro ruolo rispetto a chi di professione svolge questo, che è chiaramente chiamato in causa molto più di noi, passando per i nostri dipendenti di Croce Verde e Rossa, i nostri infermieri e tutti i medici, infermieri, operatori sociosanitari, ospedalieri del Servizio Sanitario Nazionale che fa tanto parlare di sé in positivo, fortunatamente, in questo periodo. C'è un modo in cui si può aiutare il SSN, al di là del mantra ormai del restare a casa, la buona norma igienica è da seguire, ci sono linee guida OMS e DSS su come lavare le mani, su quando lavare le mani, dunque ogni volta che siamo stati a contatto con situazioni di potenziale infezione, dunque se sono uscito di casa per fare la spesa, se ho preparato ad esempio da mangiare, prima mi sono lavato le mani, perché chiaramente se vado a somministrare del cibo a qualcun altro, come può capitare anche a me che preparo un piatto di pasta per i miei genitori, è buona norma pensare sempre a quello che si fa e agire come potenziali contagiosi e anche come contagiabili, dunque con diciamo un feedback doppio. E un'ultima cosa su cui vorrei porre l'accento prima di salutarvi, visto che mi sono dilungato a sufficienza, è anche fare del fact-checking, dunque controllare le fonti di tutte queste miriadi di notizie che ci bombardano sui social network, eh, WhatsApp, Facebook, Instagram, quant'altro, per evitare di spargere queste famose, tristemente famose fake news che ci spaventano soltanto per nulla e aizzano una tensione assolutamente non necessaria che si va ad aggiungere a quella che è contestuale alla situazione in cui stiamo vivendo.